segreto per far venire le castagne belle morbide e profumate è questo. Mo di un cucchiaino di zucchero nella pentola con l'acqua, un cucchiaino di sale, la buccia, io ho usato un mandarino ma voi potete anche usare un'arancia. Acqua, zucchero, sale e la buccia del mandarino e lo mettiamo a bollire. Adesso indaccatevi castagne tagliate, fate un taglio orizzontale su tutte le due parti, la parte piatta e anche sulla pancia, bel taglio profondo. L'acqua inizia a bollire, guarda, quando inizia a bollire le fate bollire per 15 minuti. Ecco qua, siamo pronti, prendete un po' di carta da forno e mettetela in un rugiello. Da forno e alluminio, sono due strati, vedete? Così. Prendete le castagne dall'acqua che le abbiamo bollite e le mettete nel rugiello. Ho eliminato le bucce, il mandarino, adesso chiudo così e faccio un bel fagotto. Un po' di carta smontata. Adesso andiamo in forno. 15 minuti in forno a 200 gradi. Dopo circa un quarto d'ora ci togliete tutta la carta e cartuscelle che abbiamo messo. Adesso di nuovo in forno per un'altra decina di minuti, sempre a 200 gradi. Fagotto, tu ci c'è capre foglia. Era, mamma. Ma sono tutte nostre? Certo. Grande. Cosa? Ma sta là questo. Non so, non capisco.